Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento del venerdì con Trieste in diretta. Come sapete ormai di venerdì noi ci concentriamo su argomenti che hanno a che fare con la cultura o con lo spettacolo o con l'arte. Nella seconda parte sarà con noi il professor Maurizio Lorber, che ha scritto un libro che si chiama Un magico taccuino. È un libro veramente che vale la pena. Poi insomma sappiamo che Maurizio Lorber, che tra l'altro è un mio amico carissimo, ma non solamente per questo, è uno insomma che sa scrivere, che ci sa fare con queste cose, laddove invece con questioni che hanno a che fare con, io direi non soltanto con la moda, ma perché moda non è soltanto, come dire, azzeccare l'abbinamento cravatta, camicia, giacca, moda. No, noi facciamo cultura. Voi fate appunto noi moda e anche cultura. Tra l'altro, ma la comunque moda è cultura. Siamo in compagnia di Barbara Franchini e di Iz, che ringrazio per essere tornata nei nostri studi. Grazie a te per l'invito e un saluto a tutti. Allora, era un po' di tempo, per dire la verità, che non ci vedevamo, e quindi oggi il mio compito è abbastanza facile, anche il tuo per certi versi, perché vediamo di capire che cosa avete fatto in questo periodo, e soprattutto io ti chiederei che cosa è diventato Iz. Perché credo che sia partito, virgolette, semplicemente da un contest, eccetera, ma adesso è diventato parte proprio anche del sistema città per certi versi. Assolutamente, noi siamo partiti 23-24 anni fa con Iz Contest, per cui un contest internazionale nel quale si sono iscritti più di 15.000 persone, abbiamo selezionato più di 700 ragazzi, fra questi abbiamo trovato quelli che stanno riscrivendo la storia della moda in questo momento. Demna Gvasalia, che era in Balenciaga, adesso va in Gucci, da settembre vedremo il suo lavoro, e tanti altri. Con l'apertura del museo, per cui rendendo disponibile e vedendo, no, cioè dando in pasto tutto il nostro materiale, siamo sicuramente diventati abbiamo ridisegnato anche un po' come dire, le strade di Trieste, essendo noi in centro, in via Cassa di Risparmio, con il recupero all'interno del quarto piano che ha cambiato completamente faccia. Sai che noi siamo museo, ma siamo anche educazione, abbiamo tutto il reparto educazione. Siamo diventati una destinazione. No, una destinazione non solo per i triestini, che rappresentano più o meno il 25% dei nostri visitatori, vorremmo fossero molti, ma molti di più. Dovremmo essere di più, perché poi dopo molti di più. E vi dirò però che gli studenti sono tantissimi, non c'è giorno in cui non ci sono gli studenti, e il 50% sono gli italiani, il resto sono turisti. 50% di turisti. Allora, io avevo visitato Iz quando eravate in Piazza Venezia. Quando eravamo in Piazza Venezia, sì. Ed è stata, cioè, veramente, come posso dire, io non raramente, però le cose belle, quando mi piacciono, non voglio dire che me ne innamoro, perché sarebbe esagerato, però, come dire, restano, nel senso, quella visita di un'oretta è stata, perché poi purtroppo i nostri tempi sono quello che sono, e ho detto, beh, qua c'è qualcosa, cioè non è solamente appunto il contest, c'è qualche cosa in più, anche se posso dire l'amore e il rispetto che voi avete nei confronti dei ragazzi che si iscrivevano ai contest, che si iscrivono e che si iscrivono ancora. Poi l'apertura del museo, io veramente consiglio a tutti quanti, anche quelli perché bisogna un po' smettere di avere paura del nuovo e dello strano. E poi non è solo un museo della moda, no, questo vorrei veramente spiegarlo per bene. È un museo immaginato per tutti. Ecco, e ogni mostra che noi facciamo, la prima, la seconda, la terza e quelle che faremo in futuro, sono immaginate per tutti i tipi di persone e ospiti che noi possiamo avere all'interno del nostro museo. Sono riflessioni che anzi riguardano forse e interessano quasi di più le persone che di moda non se ne occupano, ecco, o che pensano che la questione non gli riguardi. Invece la moda riguarda assolutamente tutti. Poi devi fare una distinzione fra abbigliamento, la moda, no? Ci sono
comunque dovremmo essere estremamente orgogliosi di avere il primo museo di moda contemporanea in Italia. Ecco, No? non abbiate paura No. perché è coloratissimo. Ci sono le visite guidate, c'è un modo, c'è un Caronte che ti spiega, ti C'è un racconta. Caronte. No, c'è qualcuno che ti racconta come interpretare le cose che noi abbiamo messo. Io ho sempre più problemi con i microfoni qua dentro, credo sia una sorta di attentato Alla tua vita. che mi fanno i tecnici, perché Vedi, io non ci arrivo con i piedi. per no, cui io non ho invece ci problemi. arrivo, ma non capisco. Allora, parliamo di... Primo museo della moda contemporanea in Italia. Scusami se Ok. sottolineo questa cosa perché siamo a Trieste e doveva avvenire, noi ci si aspettava tutti che fosse a Milano, che fosse a Roma, invece siamo riusciti ad aprirlo qui. Allora, questa è una sala del... Questa è la library dove sono conservati È una cosa meravigliosa, guardate, tutti i portfolio. quello è una veramente... Beh, vengono da tutto il mondo, cioè abbiamo giurie che sono in rappresentanza veramente di tutto il mondo. Questo è l'evento di marzo Questo che abbiamo dov'è, fatto scusa, in che Campo non riesco. Marzio, abbiamo recuperato come no, un come no. magazzino Sì, adesso con lo il riconosco. nostro piglio, con il nostro modo di allestire e qui abbiamo fatto la festa per tutti quanti gli ospiti di ITS a marzo di quest'anno. Grazie a Dio c'è questo spazio perché ormai veramente non abbiamo più spazi dove fare gli eventi. È stato un momento estremamente emozionante, come vedi. Allora, parliamo un po' di tutte queste attività. Parliamo della residenza, della residency. La residency. Residency. Allora, noi, sai, eravamo contest, sfilata, i tedesini erano abituati a vedere la sfilata e noi abbiamo trasformato da sfilata, che oggi ormai è un po' démodé, no? È un qualcosa che è ripetitivo nel tempo, bisogna cercare di fare anche qualcos'altro. La rifaremo una sfilata nel 2027 quando festeggeremo 25 anni. La residenza che cos'è? Abbiamo trasformato il tempo e i soldi che usavamo per fare la sfilata e abbiamo creato una residenza di 10 giorni. Cosa vuol dire? Vuol dire che i finalisti che noi selezioniamo, cioè 10, ricevono tutti quanti 10.000 euro, per cui non hanno più il senso della competizione. Anche questa cosa, ho capito. No, la competizione comincia a essere un po' stantia, è vecchia in giro per il mondo e nelle nostre anime. Siamo un po' stufi di dire tu sei il primo, tu sei il secondo, tu sei il terzo. Ci sono 10, sono 10 bravi, tutti bravi, e ognuno poi si conquisterà il mondo, si riuscirà. Come dopo sta qua. facendo per altri versi l'American Film Institute, che non consegna più premi, ma seleziona dei film durante l'anno che a loro giudizio meritano Esattamente, l'attenzione, no? Sì. Questa cosa della competizione dovrebbe un po' smettere, dobbiamo incominciare a essere più collaborativi piuttosto che competitivi, soprattutto con Oppure, perdonami, io trovo che non ci sia niente di più ipocrita che la cerimonia degli Oscar, che già lasciamo perdere che dire "and the Oscar goes to". Si dice the winner, se proprio vogliamo, Certo. no? Ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque noi ci sentiamo così, abbiamo trasformato, come vedi i ragazzi sono stati per 10 giorni in giro per il Friuli Venezia Giulia, ogni giorno avevano 1 o 2 workshop, sono andati anche in visita in diesel per una giornata intera, vedremo qua. Abbiamo passato in Villa Manin 5 giorni meravigliosi, abbiamo visto anche l'archivio che custodisce di Capucci, l'archivio di Capucci, che speriamo anzi presto sarà in Villa Manin nel suo spazio giusto. Gli abbiamo insegnato anche a cucinare, abbiamo fatto insieme la pasta, il tiramisù, il fricco abbiamo fatto insieme, per cui abbiamo cucinato, mangiato insieme, abbiamo fatto maglia, abbiamo disegnato occhiali con Luxottica, 10 giorni intensissimi. Abbiamo anche preso un filosofo e un futurologo, siamo andati da Zidaric in un ambiente a 180 gradi, apertura, no? Proprio liberi, con un buon bicchiere di vino, un buon formaggio, abbiamo parlato di come sarà il futuro, partendo da 2 esperti pazzeschi, Emanuele Coccia e un futurologo pazzesco, e insieme abbiamo perlustrato quello che sarà, quali saranno le sfide, no? Intellettuali, filosofiche che le nuove generazioni si dovranno troveranno a affrontare. Sappiamo che sta cambiando un po' tutto il mondo, no? Per cui
prepararli a discutere su che cosa sarà e come sarà il tempo diverso è stato importante. Qui abbiamo adesso, in questo video che ci avete mandato, adesso le faremo sentire perché avete giustamente intervistato Sì. i partecipanti su determinate questioni, per esempio questa poi è... La nostra che è la più importante, cioè noi il claim lo sai, è Born to Create. Manca l'accento sulla E. Oh mamma mia, pensa a te che siamo così abituati a guardare le cose, adesso me lo scrivo immediatamente. No, perché purtroppo io queste cose le vedo... No, pensa a te che io non sono riuscita a vederlo. Allora, facciamo vedere questa Dai. parte del filmato, sentendo anche quello che raccontano i ragazzi, sono tutti giovani fra l'altro. Assolutamente, hanno al massimo 26 anni. Mamma mia, beati loro. Ma non lo so, sai, ognuno ha avuto il tempo, noi li abbiamo vissuti, 26 e giusto così andiamo avanti. Sì, forse, su questo... No, e poi il tempo che sta arrivando non è un bellissimo tempo. Questo è anche vero, però Siamo stati fortunati. Però affrontarlo a 26 è un po' meglio che affrontarlo a 61, ma questo è un discorso che riguarda me. Vediamo allora quello che vi hanno raccontato. It is coming out from the universe, and the universe is like a huge library, and we're just reading and boring the books out. Thinking outside of the norm or outside of the box and really approaching whatever task that is in front of you with a free mind and with a passion to do something new. Having an image in your head and not really knowing what it is, but just having a need to express it. Creativity can make the people have better life. I think creativity is the future of the world. I'm not a garment designer, so a lot of things that we did during the residency, I didn't have the chance to do it before. I love the Aesthetic Exotica workshop just because I love eyewear and it was a chance to really showcase my skills and what I want to do. I like the talks very much, so you get knowledge and experience and information which you would not get elsewhere. Sewing your shoes, working on sewing machines, she would think that I'm quite a natural on sewing machines, so it's like, okay, maybe I should get one. And like they kind of like really opened my eyes on like different possibilities. How like we design or how we think about like sustainability or even even how we like present our work. Like even, you know, everyone like from, you know, the ITS team has been really helpful in like helping us like curate our presentation. I think it's difficult to distill years of work into a short presentation, but I think I captured them and I think I sold myself well and showed them what I've got. To be surrounded by these incredible people, I mean, they've been part of the industry for so long, and so they know what they're saying, they know what they're talking about. I don't know if I have the best reaction from them, but what I feel now, I think I feel really, really grateful, very grateful to be here and everything. Just feels like a very kind of like family. I've never done anything like this before, and it's gone so much better than I could have ever imagined, and I really do think I've made friends for life, but as well the support is just insane. I didn't realize it was going to be like this at all. Like I'm like shocked. Experience is very amazing for me for these 10 days. So it's very thanks its family. Because it's not like this everywhere, that's for sure.
Allora, ecco, questo era anche lo spirito della residenza. Perché una curiosità, in genere quando si parla di residenze poi c'è la restituzione, anche in questo caso... Sì, i ragazzi hanno lasciato diverse opere che hanno composto e fatto durante i 10 giorni, hanno lasciato progetti di maglieria, hanno imparato a fare le scarpettis con le maestre, abbiamo visto qualcosa, con le maestre della Carnia, cioè sono arrivati e hanno imparato in una giornata a fare assieme alle maestre, per cui hanno lasciato la loro traccia su ogni workshop che gli abbiamo messi a fare. E quindi questa è diventata... Questa è la nuova dimensione. È la nuova dimensione del nostro contest. Che è una dimensione ancora più radicata nel territorio, no? Assolutamente. Perché effettivamente... Questo era il nostro desiderio, noi vorremmo che si allargasse sempre di più, vorremmo che poi far arrivare i ragazzi che restino dei mesi, mettere a disposizione magari anche spazi loro dove possono lavorare e produrre e incominciare a fare un piccolo, no? Fare crescere, un po' quello che è successo con la scienza. Ci hanno messo molto tempo, no? molto tempo, ma ora la scienza nella nostra città, penso che possiamo dire che abbiamo un tasso di scienziati più alto al mondo. Penso sia anche proprio anche a livello di come si chiama? Di rapporto fra numero di abitanti e operazioni svolte, insomma. Cosa siete andati a fare ad Osaka? Ad Osaka è stata un'esperienza pazzesca, andata e ritorno 4 giorni. Quindi... Sì, veloce. Proprio in marzo, quando abbiamo fatto questo evento, il sottosegretario Borgonzoni ci ha detto: ma io ho una proposta così indecente da farvi, che ne dite fra 3 settimane una sfilata ad Osaka? E noi abbiamo detto sì, ok, per cui abbiamo messo insieme tutti gli italiani del nostro archivio e pezzi dei finalisti italiani, abbiamo chiesto ai nostri amici giapponesi di portare dal Giappone ad Osaka tutti gli abiti o una selezione degli abiti che hanno sfilato in questi 20 anni. Abbiamo creato una regia, collaborato insieme a Cinecittà, che ha prodotto un video con delle sequenze della moda dagli anni 20 agli anni 70 in bianco e nero bellissime. Abbiamo lavorato su colonne sonore di film italiani ed è venuto fuori, eravamo sul tetto all'esterno del Palazzo Italia, su un giardino all'italiana fra le siepi, con questi video, questi blocchi schermi in giro al tramonto. È stato veramente molto suggestivo. Poi siete anche in triennale. Poi siamo anche in triennale, 7 dei pezzi del nostro archivio sono stati chiamati in questa grossa mostra appunto triennale che avviene appunto ogni 3 anni a Milano. La mostra si chiama Inequity, è una mostra estremamente interessante, siamo felici di poter contribuire con il nostro patrimonio a mostre di altri. È un grande onore, ecco, essere invitati. Parliamo delle mostre in corso, sì, abbiamo un po' di tempo. Intanto, fino al 4 gennaio, Fashionlands Clothes Beyond Borders. Sì, noi in questo momento abbiamo 3 mostre in atto. Due mostre al piano quarto, una appunto è Borderless, sapete che quest'anno, l'anno di Gorizia 25, sì. Borderless, tutta la nostra attività, è improntata su Borderless ed è un discorso estremamente interessante, un dialogo fra 2 mondi. Questo può interessare veramente tutti. Fra gli abiti straordinari, per cui gli abiti immaginati appunto come opere d'arte, quelli che sono parte del nostro archivio, e gli abiti ordinari, per cui la t-shirt, la giacca, la scarpa classica maschile, la sciarpa, no? Sono tutti pezzi che sono diventati ormai parte, noi ci vestiamo di quello, noi guardiamo le cose straordinarie ma usiamo le ordinarie. Guarda anche me, io ho una t-shirt, un bomberino che ha almeno 70 anni come concezione, sì. Ok? Per cui abbiamo aperto questo dialogo, ci sono 23 abiti che vengono dall'archivio dei nostri 23 finalisti, da abiti fatti con l'amido delle patate, per cui abiti trasparenti, abiti destinati a scomparire, abiti dedicati al viaggio nel tempo. Ci sono racconti molto intensi. Tra l'altro nei QR code poi ci sono proprio video di loro che raccontano, audio, foto, per cui non c'è solo l'abito da vedere, c'è tutta la storia in maniera verticale che si può ascoltare.
Dall'altra parte appunto tutti gli abiti ordinari, dalla t-shirt che è un'invenzione degli anni 50, è stato poi il cinema a promuovere la t-shirt, poi nel tempo è diventato manifesto e racconto di ogni tipo di storia e oggi per noi è un abito ordinario, ma a quel tempo era un abito straordinario. Tutti gli abiti sono stati questi ordinari fotografati come delle reliquie in bianco e nero, e con l'audioguida che noi abbiamo tu puoi capire tutta la storia e c'è un ping pong fra un abito ordinario e un abito straordinario. La seconda mostra è dedicata ai 10 finalisti di ITZ di quest'anno in Wunderkammer, nello spazio successivo, per cui 10 storie diciamo meravigliose che vanno dalla la donna dell'acqua, le donne del futuro. I nostri ragazzi si sono immaginati, e non a torto, che l'acqua sarà un bene preziosissimo, lo è già, fra qualche anno diventerà proibitivo, stiamo già vedendo proiezioni fra 5 anni, quella è la città che rimarrà senza acqua, eccetera, e si immaginano un cappello, tutte donne raccoglitrici d'acqua con cappelli che raccolgono l'acqua. Ce ne sono tante di storie da scoprire. L'ultima è la mostra che abbiamo in strada, democraticamente gratuita per tutti. Sono 10 fotografie e anche lì i racconti stanno nel QR code borderless, per cui sono 10 abiti che sono stati fatti proprio per borderless, poi fotografati e poi diventati mostra in strada. C'è una cosa che tra i tanti eventi che intanto bisogna anche dire che subito ITZ ha messo in piedi delle collaborazioni con altre realtà del territorio, questo è essenziale, fondamentale, non scontatissimo per dire la verità, perché almeno fino a qualche tempo fa non era, anzi non era per niente scontato, però noto che sempre di più le realtà si mettono giustamente assieme. Come ti dicevo prima, inutile... è il tempo della collaborazione. Però c'è una cosa molto bella, perché io sono sempre dell'idea che le sale, i luoghi devono essere intitolati a persone, non ad altro, a persone. Secondo me chiamare Salone degli Incanti, chiamare Magazzino delle Idee significa, forse adesso dico una cosa un po' pesante se vogliamo, forse non avere il coraggio di scegliere a chi dedicare per esempio il nome di Leo Castelli è un nome che Trieste dovrebbe portare sul panorama, probabilmente nessuno lo conosce. Se non dedichiamo uno spazio di arte contemporanea a Leo Castelli, vuol dire che non conosciamo le nostre radici e non riusciamo a proiettarci nel futuro. Voi però giustamente la prossima, tra 2 settimane, il 27 di giugno dedicherete proprio la sala multifunzionale ad Anita Pittoni, che già come personalità, già come personaggio fantastico, controverso, duro, difficile, sembrava quasi anticiparvi. Più che sì, siamo noi che stiamo cercando di prendere il suo testimone, no? Cioè ci ispiriamo, c'è un dialogo fra donna e donna anche, no? Fra mani e mani, no? Lei usava molto le mani, una delle sue più famose fotografie proprio è lei che ricama, al di là dell'abito a righe, eccetera, fotografato dalle Wulz, altre donne. E sì, ci siamo accorti che Anita Pittoni è stato un personaggio estremamente interessante, che ha toccato personaggi nel mondo importanti, sia nel mondo dell'arte che nel mondo della moda, ha sfiorato Dior perché non aveva voglia di andare a Parigi, no? Dove Lolò appunto cercava di introdurla, un personaggio estremamente interessante, poliedrico, che faceva un po' di tutto, e lei aveva lo studio in via Cassa di Risparmio 1, per cui per noi è stato come veramente raccogliere un suggerimento, no? E lì non c'è una targa, così come non c'è una targa per le Wulz. Abbiamo una statua però di Anita Pittoni in giardino pubblico, questo c'è, va dato atto, ma noi anche in questa occasione, a parte che faremo anche un piccolo spettacolo, ci saranno le persone che l'hanno conosciuta, no? Che hanno avuto un contatto diretto con lei a raccontare la loro storia. Sarà Alessandro Mezzanallona che metterà queste persone assieme e le farà raccontare la vita di Anita. Poi ci sarà Ariella Reggio
insomma, quindi... che farà un piccolo racconto di 20 minuti degli ultimi momenti, degli ultimi giorni di Anita, arrabbiatissima all'ospedale, sola e abbandonata, ma va ricordato anche questo. Allora, ricordatevi che la mostra Fashionlands dura fino al 4 gennaio 2026, quella successiva entro quanto riuscite a prepararla? Marzo, come sempre quindi... noi abbiamo marzo, il momento in cui celebriamo il contest e apriamo le nuove mostre. Quindi anche in tempi relativamente brevi rispetto alla chiusura della mostra precedente. Vorrei ricordare che dal 22 di giugno, domenica 22 di giugno, ritorniamo a fare per i triestini pigri e un po', come dire, il braccetto corto, le domeniche gratuite, ma le facciamo estremamente con grande gioia. Quando ci sono le domeniche gratuite il museo è stracolmo, stipato, siamo felici di poterlo fare, ma sì, e semmai che comprino qualche gadget per aiutare comunque l'attività del museo. Allora, abbiamo tempo ancora... Allora ti racconto una cosa che proprio parlando di collaborazioni mi sembra interessante raccontare. Abbiamo insieme a Cinecittà abbiamo aperto un bando per una masterclass che si terrà tra fine settembre e i primi di dicembre. Il bando è già aperto, se andate sul nostro sito trovate tutte le informazioni, ed è immaginato per proprio una masterclass per chi ha interesse nel mondo della moda rivolto al cinema e al teatro. Per cui lavoreremo in collaborazione con Film Commission, con il Verdi e con i Rossetti. I 16 che verranno selezionati da tutti quelli che si iscriveranno li divideremo in gruppi e ognuno si ispirerà, ogni gruppo dovrà creare 2 abiti, maschile e femminile, ispirandosi a 2 film che verranno girati tra novembre e dicembre a Trieste, a 2 spettacoli che verranno fatti a Rossetti e al Verdi, per cui in strettissima collaborazione andremo a vedere il backstage, andremo a scoprire che cosa succede nelle sale dei costumisti, per cui sarà una masterclass molto attiva e interessante. Il lavoro dei costumisti, io posso parlare dei costumisti teatrali perché insomma li ho visti all'opera eccetera, è qualcosa di assolutamente straordinario. Non si ha idea di quello che riescono a combinare anche in tempi brevissimi, dietro, perché hanno 2 sartorie anche, no? Una dietro e una vicina al palco. No, è qualcosa di stupefacente proprio. E lavoreremo sul 700 e sul 900, per cui quindi, questo insomma, saranno le 2 epoche. Quindi allora sarà intorno a, come si chiama, Figaro del Verdi, e il 900 non riesco però a cogliere. Avremo Svevo Blum, cioè Zeno Blum. Ho capito. Sì, e poi ci sarà un film, il film di Salvatores. Ecco, Salvatores torna a girare. Però non so nulla. Non posso dire, non so nulla. Quindi torna Salvatores, perché avevo dei... Sì, ma è noto, io confondo come parecchi i 2, Salvatores e Tornatore. Per cui quindi è Salvatore che torna. Adesso sono tutti e 2 abituati a lavorare Speriamo con che non noi. hai fatto un guaio. Ma no, ma perché? Per cui vedi, la collaborazione che noi mettiamo in atto è, cerchiamo a 360 gradi di andare a collaborare con tutti, Rossetti, Verdi e Film Commission ci stanno dando anche una grande mano e sarà entusiasmante esplorare anche questa parte e inviteremo come super tutors i nostri ex finalisti, quei 2 che lavorano nel cinema, perché abbiamo Thomasin che fa tutti i guanti per tutte le serie che tu vedi, Emily in Paris è lei che fa i guanti, ho capito. E invece avremo anche Justice Smith, un altro inglese, che farà una super masterclass sui cappelli, e lui quello di Maleficent. Maleficent, ma non solo quello, Star Wars, eccetera. Già solo quello vi dà l'idea di con chi abbiamo a che fare. Ci sarà la possibilità di toccare, di avere esperienze che normalmente in questi territori non si riesce. Grazie a Barbara Franchin, buon lavoro davvero e complimenti per quello. Aspettiamo tutti i triestini e non. Andate a vedere It's Academy perché vale veramente, veramente la pena. Pubblicità, poi andiamo ad un altro argomento. Per il prossimo ospite. Questo sarà difficile.
Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato siamo in compagnia del professor Maurizio Lorber, che è docente universitario, storico dell'arte e che ha pubblicato con l'Istituto regionale per la storia della resistenza dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, che ha un acronimo impronunciabile, sembra Shrek. Sembra Shrek. Un magico taccuino, intrecci di storia ed arte a Trieste. Questa è la copertina. Fra l'altro in copertina c'è un disegno di Ugo Pierri, che digli che, se lo vedi, digli che avevo il nodo alla cravatta come dire, che avevo il nodo semplice, perché ha minacciato di tagliarmi le cravatte se mi vede in città con il nodo complesso. Ma insomma, bisogna stare attenti a Ugo Pierri. Bisogna stare attenti. Allora, com'è nato? Mi pare che, correggimi se sbaglio, il libro è nato anche da una serie di post, diciamo, su Facebook, no? Se non mi sbaglio. Sì, è nato da un'idea di Mauro Gialuz, che era già presidente dell'Istituto Storico Regionale, di fare dei post che raccontassero la città. Cioè lui mi ha chiesto di farli però in maniera un po' particolare. Si può raccontare la città attraverso pitture, sculture, architetture, anziché fare la solita storia. Sì. E ci ho pensato su. Ho detto si può fare, e abbiamo fatto una ventina di post che hanno avuto anche un buon riscontro. A quel punto ho detto facciamo un libro. No, il libro si può fare ma non con i post, bisogna riscriverli, riadattarli, insomma abbiamo aggiunto qualcosa, abbiamo levato qualcos'altro, l'abbiamo riscritto tutto e insomma alla fine è nato questo magico taccuino che dovrebbe raccontare la storia di Trieste dal 1870 al 1970, un secolo di storia di Trieste raccontato però non tradizionalmente, ma attraverso immagini di architettura, pittura e scultura. Avete in qualche modo raggruppato in capitoli i post, o proprio da questo punto di vista siete partiti quasi, sei partito quasi annullando l'esperienza dei post? Il tracciato era quello, okay. La strada era già segnata, bisognava sistemarla. E il libro, se non sbaglio, non procede come un taccuino davvero, procede non in maniera cronologica almeno. Ma no, è abbastanza cronologico, okay. Però il piacere di questo, dovrebbe essere il piacere per il lettore, che può leggere anche a pezzi, ecco, perché ogni sezione ha una sua autonomia, poi sta al lettore trovare il filo rosso che collegano le questioni politiche, storiche, sia i momenti felici della città ma anche i momenti tragici. È una città, la nostra, secondo te, più facile o più difficile da raccontare in questo modo rispetto ad altre? O comunque credo idealmente? Che tutte le città che hanno un patrimonio culturale che si concretizza soprattutto nelle architetture, nei musei, nelle pitture, si possono raccontare attraverso questo tipo di... è un artificio letterario, però... Sì. Ecco, no? È una modalità letteraria particolare, però Trieste si presta particolarmente perché è una città piena di contraddizioni, come lo sono anche le opere che la rappresentano. Dove hai rinvenuto il materiale iconografico? Perché Ecco, allora in questo approfittiamo per ringraziare l'Istituto Storico, che è l'editore del libro, però il Comune, per esempio, ha dato più di 20 immagini senza farci pagare i diritti, quindi ci ha aiutato moltissimo il Comune di Trieste. E naturalmente anche la Fondazione Cassa di Risparmio ha dato un piccolo contributo, cioè tanti hanno sostenuto la realizzazione di questo libro, ma poi banalmente molte delle cose che sono scritte sono state ricavate attraverso una ricerca capillare negli archivi, nelle biblioteche, nei musei triestini, che sono quasi tutti, anzi sono tutti comunali, quindi il Comune ha sostenuto anche dal punto di vista del concreto contenuto culturale il libro. Allora, c'è come si chiama? Un aspetto che a me piace sottolineare, perché ognuno di noi, credo, forse parlo per me che sono un po' distratto quando giro per la città, però voglio dire, noi ci concentriamo, abbiamo una visione della città che è quella che noi in qualche modo preferiamo e che ci viene proprio anche dalle nostre abitudini. Chi è abitudinario come me
percorre sempre uno stesso itinerario e quindi vede la città sempre più o meno nello stesso modo. Non riesco a trovare adesso, perché lo vedevo prima, desumo invece è questo, ed è il capitolo dedicato credo sia proprio all'architettura di regime. Ed c'è un'immagine del Palazzo delle Assicurazioni Generali, quella che in genere si chiama, quella che noi chiamiamo Galleria Protti. Certo. Io non mi ero mai accorto, se devo essere sincero, di come finisse quell'arco che si vede da Via Roma, eccetera, in questa fotografia che è presa probabilmente dove adesso c'è la farmacia, probabilmente, però più sopra, eccetera, mi cambia completamente lo scenario. Certo. Cioè ti invita una visione nuova, o una visione non consueta, mettiamola così, più che nuova, ti invita a rivedere, ti fa rivedere in maniera completamente diversa quello che invece o ignoravi, perché ci passavi accanto e siccome non era nemmeno nel tuo arco visivo non lo vedevi, qui lo rivedi in un'altra maniera. Ma in effetti queste immagini e il testo che le accompagna ci fanno scoprire il profilo di una città. Cioè noi camminiamo distrattamente nella nostra città e non ci rendiamo conto che gli edifici sono il precipitato storico di eventi, di momenti storici anche rilevanti, di passaggi. Pensiamo ai passaggi, essere cittadini asburgici e diventare cittadini italiani, oppure l'avvento del fascismo e quindi del regime. Per esempio, quella che noi chiamiamo Galleria Protti fa parte di tutto quel complesso piacentiniano, cioè, quindi è un complesso di architettura tipicamente degli anni 30 che stravolge completamente la città, non solo, ma sposta il baricentro della città in quella zona che noi oggi consideriamo il centro, ma il centro era molto più su, molto, come dire, più spostato verso la pasticceria Pierona. Verso l'Argobarriera. Ecco, l'Argobarriera. C'è un cambiamento urbanistico che naturalmente è gestito dal punto di vista architettonico dal regime e che impone un modo di vivere la città completamente diverso, che noi oggi viviamo inconsapevolmente. Sì, perché ce lo siamo trovati bene fatto, senza più neanche quella connotazione ideologica che doveva avere, perché Trieste a questo punto doveva essere la Roma d'Oriente, cioè il fascismo si sa omologa tutto. Ha trovato D'Annunzio sta definizione di Roma d'Oriente. Roma d'Oriente, sì, perché nella romanità fondano le radici dell'italianità triestina, cioè, si sa che il fascismo cancella, o perlomeno tendenzialmente vuole cancellare tutte le differenze che ospitavano, che tuttora ospitano la città, perché la città è fatta di diverse anime, basta banalmente, si sentono diverse lingue che si parlano. Ecco. Quindi il fascismo tende a omologare e lo fa non soltanto attraverso proclami retorici, ma lo fa anche attraverso l'architettura. Questa nostra lettura ci porta appunto a leggere il programma ideologico del regime attraverso le architetture. L'attenzione, può essere che appunto per una questione di pigrizia, l'attenzione che noi non riserviamo ai palazzi della nostra città, magari la riserviamo quando siamo turisti in altre città? Sì, sicuramente. Io ero a Napoli di recente e devo dire la verità, mai avrei immaginato di trovarmi di fronte, credo sia Corso Umberto I, tra l'altro, dovrei ricordarmelo se non altro per la sonanza del nome, ha dei palazzi veramente uno più bello dell'altro, che per certi aspetti mi hanno ricordato, un po' perché il periodo penso sia quello, via Marconi, quando incrocia con, credo sia via Volta, sono palazzi che sono stati rimessi a posto di recente, oppure quello che secondo me è una delle zone più belle della città, a mio modo di vedere, è quella sorta di piazza che è improprio definire così, che si crea in via Boccaccio intorno al giardino Leonor Fini. Quella non è una piazza, però è come se lo fosse, per certi aspetti,
e lì noti quando sei fuori noti di più, perché si nota di più perché si leggono le guide, c'è l'amico che ci dice vai a vedere questo, vai a vedere quest'altro. Noi in maniera distratta appunto non ci rendiamo conto, basta fare una passeggiata via Boccaccio, come ricordavi tu, abbiamo tutta una serie di edifici primi Novecento che sono edifici Liberty. Noi non guardiamo neanche i balconi. Non guardiamo neanti i balconi, questa è una domanda che mi fanno tutti sui balconi, con un episodio interessantissimo peraltro, è l'episodio nel quale appunto l'Hotel Savoia, c'è stata come dire, una accesa discussione, chi voleva i balconi chiusi, chi voleva i balconi aperti, in realtà era una discussione di tipo ideologico, uno dice ma è una questione stilistica, no, perché significava accettare una stilistica austriaca o una stilistica italiana e naturalmente, evidentemente, spirito irredentista voleva che l'edificio fosse più italiano che austriaco. Questo è un bellissimo episodio che spiega un po' tutto il libro, perché tutto il libro gioca sulla lettura ideologica delle immagini. Sì. Ed è un episodio che però non è portato da me, ma è portato nella bellissima prefazione dell'amico Paolo Marcolin, che l'ha proprio azzeccato, e infatti è il più azzeccato del libro. No, perché veramente, comunque, l'amico Paolo Marcolin ha fatto un piccolo capolavoro con la sua prefazione. Sì, ho letto molto volentieri, devo dire la verità. E allora, chiariamo però una cosa, perché sennò poi deviamo dall'argomento del libro. Non è soltanto una sorta di guida architettonica alla città, c'è anche di questo, logicamente, perché forse l'architettura rende meglio determinate idee, ove uno abbia voglia di rendersene conto. C'è anche spazio per l'arte tout court, e anche qui devo dire la verità che quantomeno i titoli, come per esempio, allora, uno pensa a Trieste secondo determinati canoni, no? Un mondo grottesco non è una definizione che penseresti per Trieste. Un mondo grottesco è una definizione appunto particolare di Silvio Benco. Silvio Benco, ben noto, insomma, è questo intellettuale triestino, peraltro amico di pittori, di scultori, di architetti, che evidentemente spinto proprio dal suo amore per la patria italiana, per il ricongiungimento alla patria italiana, questo che agognavano gli irredentisti, e Silvio Benco era uno di questi, e dice mondo grottesco per tutto quel che riguarda architettura o decorazioni architettoniche che non sono italiane. Lui si riferiva in particolar modo all'arte liberty, no? All'art nouveau, quello che viene chiamato in Francia Art Nouveau, e questo è il senso del mondo grottesco, perché in effetti se uno va in piazza Cornelia Romana, per esempio, vede degli edifici bellissimi che lui considerava grotteschi, no? Perché non appartenevano a quella tradizione che lui invece avrebbe preferito vedere realizzata, che evocava edifici neofiorentini, per esempio, no? Quindi con architetture che richiamavano il Rinascimento italiano, perlomeno lo rielaboravano in maniera tutta ottocentesca. Senti, esco un attimo dal libro, perché c'è una riflessione che mi era venuta in mente qualche tempo fa, guardando una roba su Instagram, che non so se tu sai So che esiste. Sai che esiste, ma te ne tieni, no. Fai bene a tenertene lontano, quantomeno. Allora, c'era facevano vedere un palazzo di Roma, un palazzo, non so la via francamente, un palazzo credo degli anni 70, inserito in un contesto completamente avulso da esso. E chi aveva postato questa immagine diceva: ecco come si rovina l'immagine di una città con questi inserimenti. Essendo romano aveva, come dire, utilizzato anche un modo di dire piuttosto romano per dar forza immagino, colorito per dar forza al ragionamento, e tra i tanti commenti ce n'era uno che diceva: però state attenti, perché non è un palazzo fatto male, non è un palazzo brutto di per sé, posto che abbia senso definire, stona con il paesaggio architettonico intorno. Però poi questa persona aveva fatto presenti anche come dire, altre stonature che invece noi diamo per
noi diamo per accettate, insomma, adesso quella forse più famosa e sulla quale molto si è discusso forse è la piramide dentro il Louvre. Mi rendo conto che stiamo andando un po', però... No, ma è un esempio calzante. Sì, quantomeno proprio perché è il primo che ti viene di in mente. modernità a contrasto con una tradizione architettonica consolidata. Che però poi alla fine, non voglio dire che ti abitui, eccetera, ma adesso se uno, quantomeno forse per noi della nostra generazione, non è che ti giri nemmeno dall'altra parte. Che cos'è? Cambiamo noi? Cambia davvero tutto quello che c'è intorno? Ci si abitua? Che tipo di... Beh, sicuramente parlando in generale, non solo di Trieste, sì, per questo ci sono anche, c'è stato il fenomeno, c'è tuttora il fenomeno delle archistar. Cioè, se si vuole rilanciare una città, si chiama un architetto star, un archistar, come viene detta, e si rilancia la città magari facendole costruire un museo. Penso a Bilbao, è il caso forse più noto. No? Una città depressa, decadente, che viene rilanciata facendo fulcro su un'invenzione architettonica. Quindi ci siamo abituati a questi exploit, alle volte anche dissonanti rispetto a quella che è la tradizione visiva. Forse ancora il termine più corretto ancora che stonato. Ma a Trieste esiste qualcosa del genere ed è un edificio piccolo, ne parlavamo prima, no? La stazione Rogers. Che è una meraviglia, ma è dissonante rispetto ai palazzi neo-veneziani, per esempio, o ottocenteschi che si vedono sulle rive. Ma è proprio un gioco voluto, non è un caso che la soprintendenza allora, siamo negli anni 50, non comprese questo tipo di linguaggio moderno, anzi tese a rallentare la realizzazione, poi alla fine accettarono. Ed è un piccolo gioiello di quello che viene chiamato International Style, ma del quale a Trieste non si accorse quasi nessuno, perché siamo negli anni anche abbastanza cruciali per Trieste, la fine del governo alleato, il 54, e tutto l'arrivo naturalmente dell'esodo istriano, e quindi problemi grossi per la città da affrontare che chiaramente fecero passare in secondo piano piccole innovazioni che però oggi sono quasi il fiore all'occhiello della modernità triestina. Infatti bene è stato fatto a conservarlo anche nel luogo in cui era stato concepito, perché mi sembra che si parlava di trasferirlo. No, invece c'è stato un restauro molto accorto, i Semerani, insomma la cosa è stata fatta con... Tra l'altro leggevo anzi, che a Marsiglia avevano la tendenza di spostare gli edifici. Sì, ma questo sembra un po' l'idea di quando si strappavano gli affreschi, si trasportavano nei musei. Avevano questa idea, a Marsiglia avevano questa tendenza. Non so, mi sembra una cosa un po' folle, mi sembra. Beh, ma sono francesi, quindi avranno avuto sicuramente, avranno trovato sicuramente una giustificazione che tutti gli altri si saranno bevuta. Sì, per cui... Senti, abbiamo ancora tempo, chiedo alla regia, siccome ho perso un po' la cognizione, quando siamo in chiusura mi fate dei segnali particolari, così io dovrei capire che siamo in chiusura. Qual è stato il capitolo che hai affrontato con più, come posso dire, anche con più curiosità? Con pur curiosità, ma guarda, praticamente tutti, perché ho dovuto rileggere l'arte in una chiave storica. Però quindi... sicuramente mi viene fatto di pensare, un capitolo è dedicato alla mostra del 53 dell'università, che dedicò all'arte italiana contemporanea. Aveva un numero tutelare, un numero importante, che era Lionello Venturi, docente di storia dell'arte famosissimo, figlio della prima cattedra della storia dell'arte in Italia, Adolfo Venturi. Ecco, ed era una mostra tutta ideologica, perché è una mostra che rivendicava l'italianità e la cultura italiana di Trieste in un momento nel quale, non dimentichiamo, Trieste era contesa dalla Jugoslavia. Nel 1953 noi non sapevamo ancora se saremmo stati Jugoslavia o Italia, cioè la fatidica zona A era a rischio. Ecco, interessantissimo il carteggio, per esempio, è stato studiato da alcuni, non da me, ma insomma dopo io lo riassumo, cioè il carteggio che c'è fra il rettore di allora, Ambrosino, e Ambrosino e Lionello Venturi. A un certo punto Ambrosino forza la mano a Lionello Venturi, che non ha tempo proprio materiale di presiedere alla premiazione e naturalmente a leggere il testo introduttivo. E gli fa presente, guardi che qui non è soltanto una questione di una mostra, qui è in gioco anche, come dire, l'italianità di Trieste. E Lionello Venturi
non dimentichiamo, Lionello Venturi è uno di quei pochi professori, 12-13, che non giurarono fedeltà al fascismo e dovettero lasciare l'Italia perché persero il posto, quindi tutto si può dire tranne che un fascista. Lionello Venturi disse: se in gioco l'italianità di Trieste, io ci sarò. Ecco, quindi quanto era sentita naturalmente il rischio che Trieste diventasse parte di un altro paese. Volevo chiederti una cosa, non te l'ho mai chiesta nemmeno quando ci incontriamo, ma esula dal libro, quindi non è forse nemmeno corretta come domanda, ma io la pongo lo stesso, poi vienine fuori come meglio credi. Mi inventerò qualcosa. Sono sicuro. Nadia Bassanese, una volta la incontrai in città, eccetera, e mi dice: ma Bosazzi, cosa la vuoi? Trieste è la città dalle statue brutte. Io ci risi sopra, ogni tanto ancora quando la vedo dico: ma raga, trovate delle statue belle. È davvero adesso le statue quelle esposte nella città all'esterno? Sì, all'esterno. All'esterno, beh, insomma, ce ne sono alcune, non voglio sbilanciarmi, ma insomma piuttosto non ha tutti i torti, non ha tutti i torti, perché come una volta credo sia stato Claudio Magris a dirlo, l'effigiato conta poco nella statua, conta molto lo scultore. Ecco, quindi bisogna saper scegliere lo scultore, tutto là. Ecco. Però va detto anche che certe sculture sono come dei segnali, penso, non so, alla scultura di Saba o di Svevo, cioè sono come, hanno un valore semiotico un po' diverso che trascende il valore artistico, servono a dire qui c'era Saba, no? Ecco, servono anche per il turista o per il visitatore occasionale che sa che magari lì vicino c'è la libreria di Saba. Ecco, però, quindi hanno una funzione un po' diversa di quella che era la statua, come dire, celebrativa, esatto. Ma salviamola così. Sei cavata bene, insomma. Beh, Penso di sì. Uno che legge le Carré. Certo. Invece c'è una cosa che è venuta fuori parlando con l'ospite. Io faccio questo mestiere da anni e ancora non capisco che quando mi guardo quando mi guardo sullo schermo devo considerare non che sono allo specchio, quindi vabbè. È venuto fuori prima parlando con l'altra nostra ospite, no? Questa strana tendenza da parte della città di non volere o di non poter ricordare le persone che l'hanno fatta grande, cioè a Londra e in altri posti è sufficiente, ma è significativo mettere la placca su un edificio spiegando che in quell'edificio è nato X, ha lavorato Y, eccetera. Noi non riusciamo a ricordare determinate personalità, dicevo prima, questa città non può non ricordare Leo Castelli in qualche modo, non può, appunto Anita Pittoni verrà ricordata anche perché a ITS dedicheranno una sala, ma questo vale anche per, non so, io non capisco perché non c'è niente che ricordi, come si chiama, mi sfugge il nome adesso, la compagna di Cecchelin, chiedo scusa se non mi ricordo il nome. Quindi, cioè, è una città che ha, come dire, il privilegio dell'ingratitudine, come diceva Churchill. Ecco. Guarda che qua le Carré, Churchill, il privilegio. Ma penso a una personalità incredibile. Viole Silvani, ecco, mi è venuto Viole Silvani, sì, giusto. E penso a Gillo Dorfles, ecco, triestino, ed è, come dire, una personalità eminente della cultura, quello che ha fatto lui per la storia del design, cioè enorme. Gillo Dorfles non si ricorda minimamente. Penso a Bobby Butler, tutti ne parlano, ma c'è una scultura dedicata a Bobby Butler? Se la meriterebbe molto più di tanti altri, cioè molto più di D'Annunzio forse, sì, perché per certi versi, intellettualmente, non che D'Annunzio è un personaggio rilevante, però per Trieste sicuramente Bobby Butler, cioè una volta mi è capitato di sentire un'intervista a André Chastel, grande storico dell'arte francese, forse uno dei più grandi storici dell'arte mondiali. André Chastel ricordava che in gioventù
L'incontro con Bobby Baslen era stato fatale, l'aveva portato su dei sentieri inesplorati e sono personaggi importanti che non ricordiamo. D'altra parte poi Trieste è anche una città, come diceva Montale quando è venuto, ma vi odiate ancora così tanto qui a Trieste? Cioè è una città anche dove ci si è odiati tanto, ahimè, purtroppo, e con risentimenti. Penso a quanto è accaduto a Pietro Candler, forse il più grande storico che abbiamo avuto, quando gli chiesero di fare delle indagini su dove era la grandezza di Trieste, e lui aveva scavato negli archivi, era uno storico serio, e si era reso conto che la grandezza di Trieste veniva dall'Austria, cioè dalle riforme fatte dall'impero asburgico. Questa versione storica seria non fu accettata naturalmente da coloro i quali nel parlamentino comunale non erano d'accordo, e quindi Pietro Candler fu esonerato dai pubblici uffici, non gli fecero più neanche raggiungere l'Achibio. Ecco, questa è una città piena di contraddizioni, perché ci sono state tante contrapposizioni dal punto di vista delle idee. Ma dove secondo te, e ci abbiamo credo alla chiusura, che cosa dovrebbe essere affrontato, o quantomeno in quale ambito, magari anche della storia dell'arte, la città dovrebbe essere studiata meglio? Cioè c'è qualche periodo che manca all'appello? No, direi che la città è stata, come dire, per esempio se pensiamo a quella bellissima collana già della Cassa di Risparmio e poi della Fondazione Cassa di Risparmio, quella collana è, come dire, sarebbe da leggerla. Sì, ho capito. Questa collana che parla degli artisti giuliani, ecco, Anita Pittoni per esempio. Credo sia l'ultimo, no? Sì, l'ultimo è Miela Reina. L'ultimo è Miela Reina. Ecco, è una collana di numerosi volumi, già quella è un buon panorama. Sarebbe da leggerla, come diceva Carlo Ginzburg, contropelo, cioè cominciare a capire che collocazione hanno questi artisti all'interno della dinamica storica triestina. Ecco, forse questa è una visione più di panoramica, però in realtà gli studi ci sono. È facile, secondo te, farlo? No, è molto difficile, perché la città ha tante facce, è un caleidoscopio. È un caleidoscopio, è il riassunto è una città piccola però che è il riassunto di una grande città, questo è anche incredibile. Questo è vero. È una grande città, non so, penso Parigi e Londra che sono imparagonabili a Trieste per le loro storie e dimensione, però è come se Trieste fosse un concentrato, un caffè ristretto di una storia piena di accelerazioni e decelerazioni e frenate anche brusche. Ecco. Allora, questo è il volume, Un magico taccuino, intrecci di storia ed arte, devo leggere perché pubblicato dall'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, IRSREC. L'acronimo. L'acronimo è veramente, veramente difficile, sarebbe la gioia dei dentisti. Questa è la copertina, che è molto ben calibrata, soprattutto nella parte conclusiva. Ringrazio Maurizio Lorbe per essere stato con noi. Grazie a te, Umberto. Noi ci vediamo con Trieste in diretta martedì della prossima settimana, come sempre a partire dalle 17:55. Buon fine settimana a tutti e arrivederci.